Con l'inaugurazione del centro polifunzionale ex Chiesa San Nicola, oggi Grotta ha l'opportunità di fruire di un'altra importante struttura per mostre, presentazioni di libri e quant'altro. Sicuramente oggi per la comunità di Grotte è un giorno di festa, si conclude una lunga fase di realizzazione dell'opera di restauro dell'ex Chiesa San Nicola, quindi stamattina l'assessorato regionale ai beni culturali e quindi la soprintendenza consegnerà al comune i locali dell'ex Chiesa San Nicola. Io attribuisco un valore importantissimo a questi locali non solo perché saranno fruiti dalla comunità, e abbiamo accelerato per fare in modo che venissero consegnate oggi proprio per consentire durante la settimana santa ai cittadini di poter fruire di queste strutture. È molto importante come in questi piccoli centri si possano recuperare queste aree per poterle restituire alla collettività e far sì che la collettività le possa fruire non solo in modo semplice ma anche in modo abbastanza articolato attraverso l'organizzazione di mostre. Non sarà facile gestirle, ma speriamo che una volta messo in piedi il contenitore si possa anche stimolare il contenuto. La chiesa di San Nicolò non ha grandi pregi dal punto di vista architettonico, ma dal punto di vista storico rappresenta una delle prime chiese di questa comunità, chiesa che era andata in suo e che grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e amministrazione regionale per i beni culturali viene ripresa, restaurata e adibita a centro polifunzionale e diventerà, noi speriamo, un centro per la realizzazione di mostre, convegni, iniziative di carattere culturale che in un paese come Grotte può ritornare molto utile. L'ex chiesa di Santa Nicola è la prima chiesa costruita a Grotte intorno al 1600 e quello è di fatto intorno alla chiesa nasce il primo nucleo abitativo, per cui ritengo che ridare dentro il centro storico vitalità all'ex chiesa di San Nicola dimostra anche il fatto che i grottesi hanno sicuramente la memoria storica e ricordarsi il passato è una cosa molto importante. Ci sono sempre dei problemi finanziari legati alla cattiva gestione di alcune opere che meriterebbero di essere valorizzate, però insomma vi impegnate anche come assessorato ai beni culturali di rendere giustizia a tutti i monumenti della provincia di Agrigento e della Sicilia in generale. Ma diciamo che attualmente la capacità di gestione e di valorizzazione dei siti, per forza di cose l'attenzione si è concentrata sulla gestione dei siti più importanti. Però stiamo lavorando proprio in questi giorni, quindi a brevissima dovremmo chiudere, stiamo lavorando per poter affidare a delle cooperative di giovani, a delle piccole associazioni, la gestione e la valorizzazione dei piccoli siti che non sono interessanti per i grandi operatori ma possono essere invece delle belle opportunità di crescita e di occupazione per queste piccole strutture che potrebbero radicarsi nel territorio e potrebbero invece animare questi piccoli centri.